Il popolo napoletano è orgogliosissimo dei propri friarielli, è uno dei contorni più diffusi della gastronomia napoletana, immancabile in Dano Guzzatiel che è purpet, oppure per esempio immancabile sulla pizza alla carrettiera, oppure accanto a una coppia di salsicce, peraltro Amortolo Friariello, come è noto, è casa Ciccio perché è Amorta Soie. A Napoli il friariello segna il passaggio dall'età di adolescente all'età adulta. Sì, il bambino diventa om quando comincia ad apprezzare quel lieve sapore amarostico del friariello napoletano. Ecco, molto spesso però mi viene chiesto se c'è una differenza, io ho girato la domanda naturalmente al grande esperto Agostino, se c'è una differenza fra il friariello napoletano, fra il broccolo di rapa e vruoccolo, fra il broccolo, beh insomma è molto complicato trovare delle differenze e Agostino mi ha spiegato che c'è una differenza sostanziale in realtà, ma da un punto di vista botanico sembrerebbe che la pianta sia la stessa, quello che cambia è il momento della raccolta, il trattamento che si fa della pianta, le centinaia e centinaia di varietà diverse che esistono di friarielli e soprattutto la grande differenza è nella selezione, in quella che noi chiamiamo la pulizia del friariello, perché mentre nel broccolo di rapa vengono incluse le foglie, le infiorescenze, anche il fiore grosso al centro. Nei friarielli vengono selezionate solo le cimette più tenere, le infiorescenze appena sviluppate ma non ancora fiorite e queste cimette sono le più tenere, come devo dire, le più sottili, le più fresche sotto la bocca, sono una delizia. E poi naturalmente c'è tutto il carico emozionale, il carico culturale, il carico storico del friariello che veniva e viene coltivato in tutta la regione Campania, in tutte le aree interne, ma una volta si coltivava pure direttamente in città. A Vol c'è nei campi di friariello, Moppovom era detta appunto la collina dei friarielli. Quindi differenze nel momento della raccolta, differenze nella modalità di selezione, differenze sostanziali, ma soprattutto le grandi differenze si hanno nella preparazione, perché queste cimette, una volta selezionate, straordinariamente pulite, vengono gettate direttamente a crudo nell'olio sfrigolante. E infatti una delle ipotesi etimologiche della parola friariello sembra che derivi proprio dal fatto, dalla parola friere, friggere, soffriggere, vengono buttate direttamente a crudo nell'olio bollente. Pare che nei secoli scorsi si dava sapore al friariello friggendoli direttamente nello strutto. Io non l'ho mai mangiati così, però pensate che bontà divina. Anche perché d'altronde l'accoppiamento col grasso della salsiccia, col grasso di maiale, è l'accoppiamento ideale nella cottura del friariello, il perfetto abbinamento gastronomico, quello che in napoletano si chiama amorta soie, ecco, direbbero i latini non plus ultra. La morta sua in lingua napoletana è sempre la migliore delle soluzioni. Amortolo friariello è casa Ciccio, amortolo puparuolo è un buttunato per esempio, amortolo purputiello è affugato, ognuno ha la morte, amortolo capretta e che patana. Beh insomma la morte del friariello è sicuramente con la salsiccia. Secondo alcuni gastronomi però i friarielli prima di essere soffritti andrebbero preventivamente sbollentati per privarli di quel lieve sapore amarognolo. Errore colossale, quello sapore amarognolo è proprio la caratteristica del friariello e secondo una scuola di pensiero salutista anche la salsiccia prima di essere soffritta andrebbe anch'essa lessata per essere un po' sgrassata. Errore madornale, io dico a quelli che vogliono sbollentare i friarielli e lessare la salsiccia, dico signori miei, una volta che uno ha da fuoco peccato, no? È meglio che lo facciamo mortale, no Agostino? Uno è buono. Uno è buono, ha detto Agostino, sì. Uno è buono.